0%. Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, sono le 21:40, quindi siamo in diretta, se volete mandare i messaggi o telefonare potete farlo, ne abbiamo già molti, vado da Dennis in redazione, se mi sa dire qualcosa per quanto riguarda il web, e poi leggiamo 4 messaggi al colpo, perché altrimenti davvero non riusciamo più a parlare con i nostri ospiti. Dennis? Sì, perché insomma arrivano le reazioni da parte delle varie forze politiche in questa che ovviamente è una giornata convulsa per il futuro politico, quantomeno del nostro paese. Dal Movimento 5 Stelle all'Assemblea appunto pentastellata, il Ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio ha ribadito come le regole della democrazia siano chiare e serva un governo politico. Di Maio poi continua e dice non si tratta di un attacco o meno a Draghi, ma la strada è un'altra, è quella del governo politico. Per quanto riguarda invece il centrodestra, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, annuncia di aver proposto un mezzo passo l'uno verso l'altro con l'astensione, ma questo solo insomma se tutto il centrodestra farà la stessa cosa. Per quanto riguarda invece Matteo Salvini, ha specificato come nel momento in cui incontreranno Draghi verrà chiesto anche un rifiuto insomma all'aumento delle tasse, quindi no all'aumento delle tasse e alla riforma delle pensioni per tornare alla Fornero. Questo è quello che Salvini si ripromette di chiedere a Mario Draghi. Allora facciamo così, Dennis, abbiamo una telefonata, allora mi leggi tu i 4 messaggi rapidamente, quelli che avevamo detto, lo chiedo alla regia se li può mandare in onda, li leggiamo rapidamente uno a uno, eccoli qui, vai Dennis. Draghi, l'autonomia non arriverà mai, quindi chiudere con la Lega Nazionale e avanti con l'indipendenza, scrive un nostro telespettatore, ai quali chiediamo anche insomma, gentilmente di firmarsi, così almeno sappiamo da chi insomma, arriva il messaggio. Io non ho votato Draghi, scrive un altro telespettatore, penso sia giusto andare al voto, altrimenti il popolo non conta più nulla. E poi ancora altro messaggio di un altro telespettatore o telespettatrice che ha un messaggio in particolare per il senatore De Poli. Bravo senatore De Poli, che ha tenuto la schiena dritta ed è rimasto compatto e unito con il centrodestra e non ha salvato Conte. Grazie da Mauro da Badia. Quindi questo è il messaggio di Mauro. E poi speriamo di poter di nuovo muoversi tra le regioni. Io non vedo da mesi i miei nipoti che vivono in Emilia Romagna, e questo invece è un messaggio che ovviamente non riguarda prettamente la questione politica, ma insomma riguarda ovviamente le restrizioni che ci vedono protagonisti. Bene, per dover di cronaca, per il sorriso di Bea, per i messaggi, ricordo a tutti che i messaggi hanno un numero di telefono, quindi ognuno si prende la propria responsabilità per chiarire il tutto, e la regolarità l'abbiamo nel computer e tutti sono ovviamente archiviati. Andiamo alla telefonata, chiedo a tutti quelli che faremo intervenire, non saranno in molti, chiedo scusa a quelli che non potranno, di essere davvero brevi nel formulare la domanda o il concetto. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Pronto? È sparito? Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Beh, se so, perché non ho capito. Non la sentiamo. Io mi chiamo Angelo. Da dove Angelo? Stia vicino alla cornetta distante dal televisore o abbassi il volume del televisore, altrimenti non ascoltiamo e non sentiamo nulla. Angelo, da dove? Da Fonte. Da Scorza, mi sembra aver capito. Boh, non ho capito. Da dove? Da Fonte. Scorza, prego, Angelo, rapidamente, grazie. Non è un altro, Scorsese. Non ho capito, dico alla regia se mi alzate l'audio perché mi aiutate, avete capito chi. Però spieghi il concetto che non cambia nulla. Spieghi il concetto, Angelo. Non state parlando con me o un altro? No, stiamo parlando con lei, sto parlando con lei. Qual è il concetto mio? Mi sentite adesso? Sì, se alziamo l'audio ancora in studio, grazie, prego. Bene. Allora, vorrei chiedere una cosa. La logica dovrebbe essere molto logica e onestà, dovrebbe essere importante. E sono politici, magistrati e giornalisti che la maggior parte non la seguono. Basta sentire come girano 4 parole per raccontare 20 minuti di trasmissione. Cioè, quindi non capisco il concetto, non riesco a capire. È colpa dei giornalisti? Non hai capito il concetto? La cosa primaria per queste 3 categorie dovrebbe essere onestà e logica. Ha capito Francesco lei ha capito? Io non ho capito nulla.
Allora, l'ho capito che non vuole capire un cazzo. Va bene, grazie al telefonato, abbassiamo, grazie l'audio, gentilmente Angelo, non ho capito il concetto, chiedo scusa ad Angelo ugualmente, però non avevo capito il concetto e quindi mi ha mandato che in quel paese, io voglio capire, se passiamo alle telefonate voglio capire, però se uno si spiega bene, voi avete capito qualcosa? Ma no, faceva delle accuse generiche ai giornalisti, ai magistrati. I magistrati in questo momento mi sembra che i giornalisti e ai politici, ovviamente. Sì, no, perché ho capito Scopelliti che vuole dare colpa a me, va bene. Allora, giustamente la risposta sul ragionamento che stava facendo molto brevemente, Marcato. visto che si tira in ballo la responsabilità del centro-sinistra, io chiarisco una cosa molto semplice: il centro-sinistra e in particolare il Partito Democratico non ha paura di andare ad elezioni e per capirlo basta guardare la situazione politica in cui viviamo. È una situazione politica estremamente polarizzata, se si rafforzerebbe il centrodestra, di contraltare il primo partito che rappresenterebbe l'alternativa al centrodestra e guadagnerebbe addirittura consensi in Parlamento e seggi sarebbe il Partito Democratico. Il problema non è avere paura delle elezioni, ma avere paura dell'effetto che possono avere delle possibili elezioni in un momento di pandemia sulla nostra società. Noi non possiamo permetterci... Cosa vorrebbe dire che se vince il centrodestra sarebbe un disastro secondo lei? Se si fanno le elezioni bisogna anche accettarlo il risultato, ma certo, il Partito Democratico non ha paura di andare ad elezioni, anzi ne uscirebbe addirittura rafforzato in questo momento da delle elezioni, con un Movimento 5 Stelle in questo momento piuttosto confuso. Noi che siamo il partito più grosso e quello che rappresenta meglio l'alternativa al centrodestra, noi addirittura probabilmente conseguiremo un vantaggio in termini di seggi, ma non è questo che ci interessa il bene del Paese e in questo momento il bene del Paese è avere un governo stabile che finisca il piano di vaccinazione e ci permetta di sconfiggere la pandemia e che soprattutto attui il recovery plan. Questa è la cosa importante da fare. Scopelliti? Sì, sostanzialmente sono d'accordo con quello che dice Pietro. Solo che avete litigato al governo. Non litigo, io non litigo con nessuno, figuriamoci non lei, se litigo col Partito Democratico, mi aiuti a capire, che è il mio principale alleato. No, io dico questo. Ma secondo voi... Come il suo principale alleato? Mio personale. Io ho una lei montagna di amici dentro il Partito Democratico. Lei parla a nome di un partito, sì, Scopelliti. Parlo anche per Italia Lei è stato un traditore del suo alleato. Ma quando mai? No, non usi parole forti, inutili. Ma non può dire che è alleato. La questione è questa, io la vedo così. Si deve andare a votare? Assolutamente no. Chi al posto mio andrebbe a votare in una situazione come questa? Un po' per la situazione che è, ma per un altro motivo importante. Noi abbiamo la possibilità di fare un governo fantastico con la persona più forte del mondo e invece la buttiamo alle ortiche per far fare il governo a Salvini. Mi può dire con chi lo fa questo governo? Mi può dire le parti politiche, le grandi intese, le larghe intese, con chi le fa? Le dico come finirà. Mi faccia i nomi di tre partiti che ha la maggioranza poi in Parlamento. Come la vedo io, per come la vede lei? Ci sarà in Parlamento una maggioranza allargata che appoggerà Mi faccia i nomi. Quasi tutti quelli del centro-sinistra. Quindi lei ritorna con il PD? Noi assolutamente, tutti inquadrati come soldatini. Con i 5 Stelle? Anche i 5 Stelle come soldatini voteranno avete già la maggioranza e ci sarà anche Berlusconi e Forza Italia che compattamente voterà la maggioranza. Tutti, allora torniamo. Berlusconi, il Partito Democratico, quindi Renzi e 5 Stelle. Io ho messo anche i grillini. Posso? Certo, Marcato, sì, perché sento di quelle cose che non riesco a... No, io credo che quando un rappresentante di Italia Viva dice che non vuole andare al voto perché vuole essere l'alleato del PD e non perché in realtà se vanno al voto prendono lo 0 niente per cento, mi credo che ride anche Cavare, perché adesso ragazzi io capisco, ma un minimo di serietà ci vuole. Avete appena creato una crisi di e adesso siete al 20. durante la pandemia, assumendovi una responsabilità enorme, mandando a quel paese il vostro grande alleato che è il Partito Democratico, e adesso volete venire a raccontare agli italiani che voi volete ritornare al governo con gli stessi alleati che avete mandato a quel paese per il bene del paese e non perché in realtà, e lo sanno tutti, se si va al voto voi sparite. Non esistete più. Va bene, questa è la verità. Ci vuole un minimo di pudore in politica. Senatore Poli, se vuole... È obbligatorio.
Senatore, poi se vuole intervenire mi alzi la mano che io la vedo sempre. Maurizio Conte. Mi sembra che il Partito Democratico deve ringraziare Renzi, perché l'elemento principale di questa crisi è la morte di Conte, un presidente che aveva, in base ai sondaggi, un potenziale partito del 15%, che avrebbe tolto voti a chi? Al PD assolutamente e non è ai vero 5 questo. Stelle. Non è Quindi, assolutamente No, non è di 5 Stelle. No, lui perché ha la cravatta gialla. è solo la cravatta gialla. Ma quindi è evidente che questa manovra che ha fatto Renzi è andato per ristabilire una situazione che eventualmente, per quanto riguarda le prossime elezioni, avrebbe con Presidente Conte al governo sicuramente cambiato gli equilibri all'interno del Fermoli, facciamo così prima di però continuare. qua Chiedo alla sta regia, facendo mandiamo in onda, confusione. abbiamo un I sondaggi lo dicevano, il 15%, potenzialmente Conte aveva quello. Maurizio Conte. Soprattutto a Forza Italia. No, lo perdeva, Ma stai era scherzando? chiaro. Ma dove? Al 5% al Conte PD avrebbe e al 5% voti a alle Forza 5 Italia, Stelle. l'avrebbe Era fatto chiaro. estinguere. PD e 5 Stelle, i flussi di voto erano questi. Ecco, Questo io non ci siamo credo. andati. Quindi Forza Conte Italia. è morto, tornerà a 5 fare Stelle. il professore universitario e il suo studio da avvocato del popolo, quello che rimarrà Non è del popolo. vero. E poi questa è la situazione evidente. Senatore Poli, voleva intervenire? Sì, no, ho detto che i sondaggi davano PD e 5 Stelle, quindi confermo quello che ho detto dai colleghi. Insomma, Ma credete ancora ai sondaggi? Facciamo così, visto che Non so, parliamo, chi vengo crede da lei ancora ai adesso. sondaggi? I sondaggi. Lorenzo, aspetti un attimo, facciamo così, oggi siamo andati in giro per la città, Parliamo di sondaggi. abbiamo fatto due tipi di interviste, la prima se come vedono, cosa ne pensano, se sia meglio fare il governo con Draghi oppure andare a voto, la seconda invece cosa ne pensano di Renzi. E visto che parliamo di Renzi andiamo a sentire cosa ha detto la gente questa mattina su cosa ne pensano di Renzi, il secondo contributo. Renzi cosa ne pensa? Che dovrebbe vergognarsi, perché credo che non l'ha capita nessuno questa crisi di governo, è assolutamente inopportuna, inappropriata in un momento particolarmente tragico come questo, e quindi proprio incomprensibile a tutti i livelli. Ma Renzi io non ho capito che cosa voglia sinceramente e quindi non sono favorevole assolutamente. Renzi non mi piace, non mi piacciono le sue idee. Renzi non mi è mai piaciuto, però in questo caso aveva ragione, anche i motivi che l'hanno portato alla crisi erano plausibili, ero d'accordo con lui. Ho trovato inopportuno il momento in cui sfoderare i suoi dubbi, vista la crisi, la pandemia, l'economia un po' allo sbando. Meglio che si ritiri. È stato l'unico, credo che se si andasse a voto adesso prenderebbe anche tanti voti. Di Renzi che è stato l'unico forse a essere sincero, perché non si poteva continuare con la farsa di vogliamoci bene e poi si tradivano gli italiani, perché per il gusto del potere andavamo di mezzo noi tutti, andavamo in fallimento. Renzi tanti lo hanno definito un traditore, un vigliacco, no, è stato sincero, questa volta lo ammetto. Poteva andare peggio. Noi abbiamo messo quello che abbiamo raccolto, così ovviamente ne avevamo molte, ma siccome il tempo è tiranno ne abbiamo messo la maggior parte. Allora, Morosi cosa pensa, visto che parlavamo di Renzi, abbiamo anticipato, poi vado sia da De Poli sia da Roberto Marcato, se Renzi ha fatto bene a fare quello che ha fatto o se è stato, come ha detto qualcuno, un traditore, un vigliacco, mettetela come volete. Allora io parto dall'argomento che mi sta più a cuore, perché ho visto che nessuno, anche l'assessore Marcato ed altri, magari gli diamo lo stimolo adesso, guarda questa crisi, che è una crisi evidentemente di sistema, come dicevo all'inizio, da un punto di vista veneto, e non per egoismo o per provincialismo, ma perché questo territorio ha diritto di entrare nel dibattito anche sulla crisi, di entrare a valutare la proposta che farà il Presidente Draghi e il governo che presenterà per chiedere delle cose che questo territorio ha bisogno di realizzare. Può essere che la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia. E poi per trascinare gli altri. Nel dibattito non ho sentito Salvini, per esempio, che è il capo di Marcato, o altri rappresentanti della Lega che hanno una grande presenza in Parlamento, a dire, per esempio, cogliamo l'occasione
No, è quello che ho lanciato io sui social, che sta riscuotendo molta attenzione, per dire, per esempio, siccome il governo è un governo, non è politico, anche se tutti lo volevano, è un governo istituzionale, un governo del Presidente, un governo tecnico, chiamatelo come volete, che porterà inevitabilmente al voto, perché questa è la mia lettura, non porterà il 2023, chi sogna il 2023 con Draghi secondo me sbaglia, secondo me è un governo che a giugno-luglio porterà il voto, anche per la personalità di Draghi, lo vedo più... C'è il semestre bianco. Esatto, fino a giugno. È più onesto secondo me di quelli che sono stati gli altri semestre bianco governi si può anche evitare, ma si può votare, non può sciogliere il semestre bianco, per dirla a Conte, il Presidente della Repubblica non può sciogliere il Parlamento, certo. Però voglio dire, se lo fa l'ultimo giorno si può andare anche a votare, quindi a mio parere è questo. Non sento, io vorrei che nel dibattito elettorale, nel dibattito in ordine... Morosi, credo che la cosa primaria sia quella di formare un governo o di andare... Ma il governo bisogna sapere anche che cosa fa, mi consenta Borile. Ma mi sembra che abbiano fatto delle richieste, credo che l'esigente sia sanitario, economico, le questioni sono tre. Sociale, perché vi imitate il sociale? Lei ha detto bene, stavo arrivando su questo punto e mi pare che noi non possiamo discutere di questo tema ignorando la realtà che viviamo tutti i giorni, una realtà drammatica. Draghi stesso ha detto che è difficile, ha usato queste due parole stamattina, difficile e c'è incertezza, due parole che già danno. Questa realtà drammatica ha tre temi: quella della salute, la pandemia, quella economica, il disastro delle imprese, del mondo del lavoro, certo, dell'attività del commercio, dell'artigianato, poi parleremo con Patrizia Bertocci. E poi c'è quello sociale. Al 31 marzo, quando ci sarà il termine adesso presente ancora della sospensione dei licenziamenti, e saranno licenziate 600.000 persone, sono 600.000 famiglie, dicono i dati, che si trovano in uno stato di difficoltà, o gente che è ancora in fase non pensionabile e si trova senza lavoro. Quindi il dramma è che bisogna guardare la realtà. Draghi non è un taumaturgo, non ha la risposta facile, ha una grande esperienza, ma come banchiere non sappiamo nulla cosa pensa. Per esempio, lei sa che dei 209 miliardi che dovrebbero arrivare da Recovery Fund, 67,5 sono per la cosiddetta rivoluzione ecologica. E io vorrei sapere, 67 miliardi sono tanti, 45 sono per l'innovazione digitale. È il futuro. Ma ci rendiamo conto che su questo ci sarà l'assalto? E poi il problema qual è? Lui parla del debito buono. Io credo, da tecnico qual è, voglio riconoscere, non sono certamente io a dire come ha fatto incautamente Di Maio, mi pare, cosa ha detto? Mi ha fatto una buona impressione, poverino, l'ha qualificato così. È un tecnico di alto livello, ma è un tecnico, rimane un tecnico, e quando queste misure arriveranno al voto in Parlamento, su questo in realtà non si è capito l'impatto di una politica che ha fatto, però, il debito buono di cui sono convinto lui parla con cognizione, quando arriva nella realtà disastrata italiana, parlo di una burocrazia che non è attrezzata, dei ministeri dove non c'è più la politica che governa, perché in questo momento ognuno va a prendersi più che può. È il disastro. Questa sarà, se portiamo a casa il debito, sarà la nostra mortale conclusione politica di questo ordinamento ormai fallito, con 2.600 miliardi di debito pubblico. Perfetto, e con rapporto debito-PIL del 160. Rapidamente. Allora, il debito buono, e Draghi lo sa benissimo qual è il debito buono è quello che viene usato per fare investimenti, che crea occupazione. Il debito cattivo invece è quello erogato a pioggia, cioè io ti do i soldi per campare per altre 3 settimane e poi i soldi finiscono. Quello è il debito cattivo. Invece il debito buono è se faccio il ponte sullo stretto e metto 40.000 persone a lavorare per 20 anni. Mi sembra che il governo a quanto dice Salvini, aveva a disposizione dei soldi già pronti per delle infrastrutture che mai sono iniziate. L'ha detto anche Salvini, mi chiedo come mai, che vorrebbe fare il ponte sullo stretto. Ma fate la manutenzione sui ponti che cadono, noi ponte sullo stretto. Facciamo tutto, perché ci sono i soldi per fare tutto. Fammi dire.
scusi, Stoppellitti. Fammi dire questa cosa. No, la lascio finire, però bisogna dire cose come stanno. A detta da chi vive questa cosa, a Roma il governo di 5 Stelle, PD e Renzi, quando eravate uniti, aveva a disposizione dei soldi liquidi, contanti, per iniziare dei lavori, delle manifatture importanti. Non le hanno mai iniziate perché il Movimento 5 Stelle voleva vederci dentro. Per questo che abbiamo mandato a casa non sono mai iniziati in questo, ho capito. Però oggi abbiamo mandato a casa. Per questo l'avete mandato a casa? Perché non spendeva i soldi per fare le infrastrutture. Per questo? Per questo. Questa è la motivazione. Allora, volevo dire su Draghi. Aspetti che stiamo mancando. No, scusa, stavo finendo. Su Draghi vorrei dire questo. Intanto dire che Draghi è un tecnico è sbagliato. Draghi è il più politico che c'è in questo momento sul mercato. È tanto politico che lui da politico, quando era presidente della BCE, teneva a testa a persone del calibro di Merkel e di Macron. Non era partitico, va bene. È uno che ha gli attributi, quindi tanto meglio che abbiamo uno come lui. Ma se è un politico, che di governa. che partito fa parte, mi scusi? No, la politica è una cosa, la partitica è un'altra. La politica è un'altra cosa. Chi fa politica fa il bene del paese. Un politico che non deve rispondere al popolo tramite il consenso non è un politico, è un tecnico. Va bene. Draghi è intelligente, non è capace, vero che non deve rispondere ha fatto al popolo. quello che ha fatto perché lui non aveva un problema di consenso che hanno tutti i politici, che abbiamo tutti noi. Quindi lui è un tecnico, non ha nulla di politico, perché tu politico lo sei quando ti devi misurare anche con il consenso di chi ti dà il voto, perché senza voto non vai a governare, non fai è una visione riduttiva quella di Mascaro. E quindi cosa vuol dire Draghi è un politico? Non è un politico, non lo è un super grande tecnico, punto. Allora, non è politico. Siete brevi perché Lorenzoni parla, potete intervenire Lorenzoni, prego Lorenzoni, prego. No, va bene, no, prego, ho parlato, prego. No, io credo che abbia una responsabilità politica, non viene direttamente dai cittadini, però come si è mosso Renzi? Prego il collegamento. Mi sembra che io l'ho paragonato a Balotelli Renzi, un giocatore straordinario con delle capacità incredibili ma che non fa squadra. È questo il limite che ha. Le osservazioni che ha mosso Renzi al governo Conte erano condivisibili in parte, ma il modo in cui lui le ha portate avanti, buttando per aria al tavolo, sono assolutamente non condivisibili. Non è il modo di prendersi la responsabilità e di portare avanti le cose. Doveva lavorare con umiltà e cercare di portare avanti quegli obiettivi prioritari che aveva identificato. Lui ha fatto delle richieste, il governo non ha ascoltato, lui ha fatto tutto quello. Vabbè, allora vado dalla maestra e faccio intervenire la maestra. È successo così da quello che è successo alla maestra e ha fatto commissariare. Per me questa è una debolezza del sistema democratico del nostro paese, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti. Per cui in questo momento effettivamente viviamo una situazione in cui Draghi, se io fossi in lui, chiederei ai segretari dei diversi partiti di entrare nel governo. Ben detto. Ma tutti... Dove devo firmare? No, a parte Renzi, cosa forse, perché Renzi non mi fiderei, mi scusi, neanche della firma. Allora facciamo Zingaretti, Salvini, Meloni, tutti. Certo, chi ci sta? Ma farà così? No, tutti i segretari ha detto. Ma certo, ma tutti i segretari, io se fossi lui farei così. Ma ha detto così. Farei così, concordando con ciascuno di loro degli obiettivi da portare avanti. Però quello che non capisco, e mi rivolgo a Roberto Marcato, qui voi chiedete di abbassare le tasse, di dare soldi alle imprese. Cioè, ma dove è sta scatola in cui si mette dentro meno e si toglie di più? Le stampiamo. Cioè, voglio dire, siamo in una situazione di un'emergenza dal punto di vista economico incredibile. E io penso, e questo mi preoccupa che sia stato dato mandato a Draghi, perché guardando come ha trattato la Grecia Draghi da Presidente della BCE, non è che sia uno che ha facilitato i processi, è stato molto rigoroso. Abbiamo bisogno di rigore e forse nessuno come lui ce lo può dare. Però io mi rivolgo alla politica, non è che possiamo... La Grecia cioè, le scelte sulla Grecia sono state fatte da Draghi. No, Lorenzoni? E ti sia anche professore universitario, santo Dio. Marcato, chi è che era il presidente della banca centrale quando sono state... Ma cosa c'entra? Ma le politiche di austerity sono state decise dalla Commissione europea, non dalla banca centrale, dai, andiamo a...
Qua siamo la BC, questa roba qua. Marcato, vai a leggere cosa ha detto Draghi da presidente della Banca Centrale. Vai a vedere cosa ha detto. È stato lui che ha irrigidito le misure e che ha favorito il recupero del debito da parte delle banche tedesche e una misura giusta dal punto di vista economico, non la critico, ma estremamente severa dal punto di vista sociale. E se ci aspetta questo, è dura, I prossimi mesi saranno duri. Però, ripeto, ritorno io non ho capito proprio la Lega cosa voglia. Meno tasse e più soldi alle imprese. Benissimo, se avete la bacchetta magica, governate voi. Però in Germania come fanno? In Germania è un sistema completamente diverso. E come fanno? Le chiedo. Pagano tutte le tasse, intanto. Pagano tutte le tasse, intanto. Non hanno paura di pagamenti elettronici. C'è una struttura diversa e i servizi sono diversi perché noi ci siamo abituati ad un livello di servizi altissimo e abbiamo hanno finanziato un surplus imbarazzante in Germania. Perfetto, avevo solo chiesto e chiedo a Roberto Marcato. Posso? Sì, perché visto che Lorenzoni vuole capire da me, vuole chiarezza da me, fatemi dire una cosa. Io chiedo invece a lui un chiarimento. Io poco prima di Natale stavo camminando per Padova, io con un paio di amici. Mi stavo andando a prendere la macchina che avevo lasciato in parcheggio. Arrivo davanti al caffè Cavour e c'è uno spiegamento di polizia e carabinieri, non capisco cosa c'è, poi vedo che c'è un gruppetto di giovanotti che stanno srotolando uno striscione. Io ero imberrettato, mascherina, a parte la stazza, ma diciamo irriconoscibile. Questi magari conosciuo. Non vi dico le minacce e gli epiteti che hanno usato urlando nei miei confronti, minacciandomi e offendendomi. Questi signori erano del centro sociale Pedro. Sabato mattina il rappresentante istituzionale regionale Lorenzoni, maggioranza che sostiene il sindaco di Padova, va a manifestare assieme al centro sociale Pedro. Chiedo io a lui se non ha vergogna di andare... Voi dovreste avere vergogna di avere negazionisti e antisemiti all'interno dei vostri partiti, allora è chiaro? Perché Forza Nuova e Casa Pound ce li avete nella Lega, è chiaro? E non ha senso, non ha il benché minimo senso, e qui alzo la voce, fare i bulli con la Donat-San per poi non votare la sfiducia e avere nei propri partiti fascisti e antisemiti e poi fare le elezioni sull'antiviolenza. Non ha senso, siete contraddittori. La mettono in polemica. Ha bisogno dell'avvocato? Scusa, posso non ho parlato con te, io ho chiesto a Lorenzoni se non si vergogna di andare a fare manifestazioni con i violenti che mi minacciano. E lei si deve vergognare di stare in un partito che nella giornata della memoria fa iniziative con i fascisti, è chiaro? Si deve rispondere, Marcato. E lo chiederò anche al sindaco Giordani, che lui sostiene. Se non si vergogna, se non provano imbarazzo ad andare a manifestare assieme ai violenti. Allora, Marcato, e non basta dire di essere non violento, perché chi va con i violenti è complice, ok? Perché quello che hanno detto a me, a lui non l'hanno mai detto, e le minacce che io ho ricevuto, lui non le ha mai ricevute, e lui va con questi lazzaroni a manifestare, ok? Marcato, questo chiedo a lui. Marcato, questa tua associazione mia al centro sociale è quantomeno... No, tu vai a manifestare con loro sabato mattina. No, io, a parte che sabato mattina non posso andare, io sostengo c'è scritto, caro mio, nel volantino, parteciperà al centro sociale Pedro e il consigliere regionale... ho firmato un appello per la sanità pubblica, che è una cosa diversa. Che hanno firmato anche loro. Marcato, posso parlare o continui a interrompermi? Marcato. Guarda, non mi interessa neanche la risposta. Marcato, non mi interessa. Marcato, autoritario. Vai con i violenti e stai pure con loro. Non mi interessa. Marcato, la tua violenza verbale in questo momento secondo me ti qualifica veramente in maniera deteriore. Io non vado con i violenti. Neanche io vado con i violenti. Tu sì ci vai, è scritto qua.
È scritto qua. Direttore, se parla lui va bene, posso andare via? Perché parla lui? No, io le chiedo di andare via perché stare qui a sentirmi dare del violento da una persona che agisce nei miei confronti non ci sto. I non violenti della sinistra che vanno a manifestare con chi mi minaccia. Si vergogni Marcato. No, vado via perché guardi, io vado via. Cose piene. Vai. Ma sì, dai, bravo. Vuoi chiarezza da me? Bravo, io tu la chiarezza. Dai. Rappresentanti. No, è vergognoso questo atteggiamento. Aspetti un attimo. O lei ristabilisce un minimo di decenza oppure io vado via. Fermi un attimo. Risposta di Lorenzoni e poi la risposta di Non mi Berti. interessa. Allora, non guarda. Gli togliete il microfono. Lei ha lo stesso atteggiamento dei fascisti che avete nel vostro partito, autoritario, autoreferenziale e non vuole ascoltare il dialogo. Non mi interessa, appena si scappa un po' il dibattito, a lei non interessa. I miei fascisti nel partito non sono mai venuti a casa tua. Andiamo in pubblicità. Non sono mai venuti a casa tua. Andiamo in pubblicità. I leghisti non sono mai venuti a minacciare. Pubblicità. Di te né Lorenzoni. Pubblicità.